E questo insomma è il regalo che vi siete trovati stamattina? Sì. Tentata spaccata la scorsa notte al negozio di telefonia di Piazzetta Foscolo lungo Viale Nino Bixio a Treviso. Tentata perché il gestore ha pensato bene di attrezzarsi con i vetri blindati, gli stessi utilizzati dalle banche. La vetrata era già blindata, nonostante questo abbiamo ripristinato lo stesso tipo di vetrata e abbiamo implementato anche con sistemi d'allarme più sensibili. Certo che, voglio dire, non si dorme tranquilli la notte. Perché, ed è questa la situazione singolare, tutta l'area senza impianto di videosorveglianza esterno, un vero buco nelle reti di occhi elettronici che sorvegliano la città. Il discorso della sorveglianza esterna è in discussione al momento, la città si sta muovendo in questo senso, il comune, che ci deve essere l'accordo dei concittadini. Anche per quello che è successo a noi non abbiamo testimoni, nessuno ha sentito niente, nessuno ha visto niente. Se ci fosse stata una telecamera saremmo stati ben più tranquilli, nel senso che sapremo con chi abbiamo a che fare. Intanto c'è il danno per la vetrata blindata presa letteralmente a mazzate dai malviventi che hanno desistito solo quando hanno capito che era fatica sprecata. Individui che rimarranno senza identità perché qui c'è un cono d'ombra nella sorveglianza nonostante l'area dello stadio sia nella lista di quelle ad alto tasso di microcriminalità. E nell'attesa che arrivino anche qui gli occhi elettronici, i gestori confidano nella buona sorte. Speriamo bene, voglio dire, questa volta non sono riusciti a entrare, ma la prossima